Lei è anche presidente della Fondazione Curella, per cui ogni anno ha ben nelle mani qual è il polso della situazione economica siciliana per fare poi anche uno spaccato su quella agrigentina. Ma diciamo che noi stiamo crescendo come Regione Sicilia, e però cresciamo meno degli altri, meno delle altre anche regioni meridionali, il che non è un fatto estremamente positivo. Ehm, il mercato del lavoro sta crescendo, ma cresce in Italia in realtà, molto meno in Sicilia, anche se ci abbiamo avuto 30.000 posti di lavoro in più nelle ultime rilevazioni, quelle proprio di oggi. Quindi tutto sommato è una realtà che è in movimento. E però abbiamo 5 milioni di abitanti, 5 milioni e 70.000 abitanti e 1 milione per 400.000 occupati, 380.000 occupati, che vuol dire che lavora una persona su 4, mentre dovrebbe lavorare una persona su 2, quindi le esigenze sono enormi. Ad Agrigento ancora di più, ad Agrigento il rapporto è ancora minore, perché abbiamo 450.000 abitanti e qualcosa come 100.000 occupati, un po' più, un po' meno, siamo lì sempre attorno a questa cifra. C'è bisogno per non fare emigrare più di perlomeno di altri 120.000 posti di lavoro, che è un saldo occupazionale enorme. Certamente avere una propria identità, ritrovare la propria cultura, le proprie radici, cominciare ad essere proporsi per capitale della cultura e non per capitale dell'abusivismo, e quindi è un cambiamento radicale di prospettiva. Io credo che gli agrigentini e tutti della provincia, che hanno talmente tanto che è incredibile, da Sciacca a Ribera, a Menfi, ad Agrigento, a Porto Empedocle, alla Scala dei Turchi, a Licata e poi anche all'interno verso Cammarata, Sant'Angelo Muxaro, cioè, è una realtà che è incredibilmente bella. E le nostre miniere, che potrebbero diventare anche quella di Campofranco, non so, Campofranco forse il Punicella Caltanissetta, comunque dico, siamo un po' sempre in quest'area, si potrebbe evidentemente fare molto di più. È chiaro che lo Stato dovrebbe fare la sua parte, perché il treno è diventato percorribile da Palermo, 2 ore si arriva, mi pare che sia già un passo avanti notevolmente, ma la strada è una cosa vergognosa, non si capisce perché ancora dopo 10 anni noi non abbiamo questa incompiuta che non finisce mai. Bene, bisogna però stare sopra e denunciare tutto questo, quindi carenze regionali, carenze nazionali, ma certamente anche carenze della realtà agrigentina, che deve fare gruppo, deve fare squadra per cercare di avere il massimo possibile. Trapani l'ha fatta di più. Trapani l'ha fatta perché ha l'aeroporto, perché il consorzio ce l'ha pure, però dico l'autostrada ha fatto meglio. Agrigento deve fare di più, certamente.